nobili del Ducato di Vigni, in particolare la Corte, saluto i nostri anni di attività. Un'attività che ha visto gli esponenti del Ducato di Vigni girare tutto il mondo per far conoscere le eccellenze di questa terra. Una di queste è senz'altro il vino. E siamo orgogliosi di poter dire al mondo che abbiamo ottimi vini in questa terra e soprattutto una passione che accompagna tantissime aziende, tantissime persone che anno dopo anno hanno saputo elevare la qualità di questo prodotto e farlo apprezzare, come dicevo, da tante persone. Quindi un modo di far conoscere la terra, la nostra terra, i nostri prodotti, la nostra gente attraverso questo semplice prodotto così importante come il vino. Sappiamo che ci sono moltissime associazioni che attraverso proprio questo prodotto qualificano e fanno conoscere i territori e le culture dei vari popoli che abitano in questo mondo. Quindi grazie per questi 50 anni di attività, continuiamo perché sono anch'io un nobile, continuiamo ancora a far conoscere questa terra, a far conoscere i valori del nostro Friuli, perché abbiamo qualcosa anche noi da dire agli altri. Quindi grazie e auguri per questi 50 anni, che siano ancora altri tanti anni di attività e di conoscenza dei prodotti della terra friulana. Grazie mille intanto. Io sono molto fatto innanzitutto per ringraziare anche il Ducato dei Vini perché ha portato non soltanto il valore dei prodotti di eccellenza di questa terra, ma voglio ricordare i valori della cultura di questa terra. L'enogastronomia è un percorso culturale importantissimo per raccontare un territorio. Non è soltanto un prodotto enogastronomico di eccellenza, non è soltanto turismo, perché io voglio ricordare quanto ormai anche tutta la filiera dell'enogastronomia contribuisce all'attività turistica del territorio, ma in cultura sono le radici del territorio. E devo dire che la vigna rappresenta magnificamente questo concetto simbolico, dove c'è il frutto del lavoro, fortemente ancorato con le proprie radici alla terra nella quale cresce. Una terra che gli dà il gusto, una terra che gli dà il colore, una terra che gli dà quelle peculiarità, così come sono i cittadini di questo territorio. E quindi il lavoro che avete svolto, devo dire anche siete sempre stati in grado di aggiornarvi, capendo anche come coinvolgere, per esempio, sul consumo sostenibile dei giovani, un consumo che guarda alla qualità del prodotto e non invece a un consumo mirato soltanto alla quantità che è devastante e non valorizza il prodotto d'arte. Ed è questo forse che caratterizza anche i nostri prodotti. I nostri prodotti sono prodotti che devono essere degustati, prodotti di alta qualità per essere degustati, per essere accompagnati al cibo, ed è questo un lavoro che fate. E per questo penso che questa comunità, quando si muove insieme, è in grado di lavorare anche con realtà come le vostre, nel promuovere insieme questo territorio a livello internazionale, i successi arrivano e vediamo il grande ritorno che c'è. Io ieri ero proprio vado a concludere a Villa Musizzi, dove abbiamo visto la struttura, che devo dire, e anche questo pensate che è una cosa straordinaria, viene abbinato a un prodotto di estrema qualità, come il vino, però i proventi vengono abbinati per garantire le risorse alla fondazione, che dà una risposta ai bambini in difficoltà. E devo dire che, scusatemi questa digressione, ma quando si vedono in questa casa, per questi bambini e bambine che hanno difficoltà nelle loro famiglie, che vengono accolti in questa casa famiglia, vedono i banchetti dentro le stanze con le scarpine di bambini di 4-5 anni, quindi si capisce come anche la funzione dei prodotti di eccellenza possa aiutare veramente le persone più in difficoltà, e questa è una cosa encomiabile. Ma dicevo, la Villa Musizzi e là abbiamo fatto un incontro, verrà valorizzata per tutta la parte dell'attività turistica, con la parte ricettiva. E penso che questa sia la grande sfida del domani che deve avere il Friuli. Dobbiamo prendere esempio anche dalle best practice che ci sono a livello italiano, per far sì che al vino, a questo prodotto di estrema qualità, penso che noi abbiamo veramente dei prodotti unici al mondo e migliori al mondo, dobbiamo abbinare a una strategia ricettiva di alta qualità,
oggi è estremamente attivo il settore, e quindi offrire dal nostro territorio anche questo. Da dove partono le radici del vino, e quelle radici del vino, dove sono quelle radici del vino, possono sorgere nuove opportunità turistiche, di impiego per i nostri cittadini e per i nostri e di richiesta ovviamente per il nostro territorio. Quindi grazie mille del lavoro che avete fatto. Siete partiti anche lì da 50 anni, oggi si parla tanto delle gastronomie di cui avevamo, voi l'avete detto ben prima, e avete capito il valore aggiunto che può avere per questo territorio, e di questo non posso da Presidente della Regione pro tempore che rendere brevemente. Grazie mille. La celebrazione che non è nella persona di Massimiliano Pedriga, Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, che ha saputo porre la sua precoce passione politica al servizio della comunità, con serietà, disponibilità e rassicurante preparazione. Costituisce un esempio tanto infrequente quanto felice e meritato, nella stessa persona, di uno straordinario successo popolare. I nobili del Ducato, con profonda stima e ammirazione, gli conferiscono oggi il titolo di nobile onorario del Ducato dei Vini. Si può mettere dietro. Si fa la schiena. Grazie. Non è finita, perché ci vuole piccolino. È piccolino. la cerimonia prevede Ci vuole Ecco, Presidente. devo dire ormai è fatto. La salute. A voi, grazie. La cerimonia prevede che colui che viene insignito di questo titolo debba sorseggiare il piccolino, che è quello che fa adesso il nostro Presidente della Regione. È stato gentilmente offerto dall'azienda Butussi, bisogna dirlo questo, che è stato gentilmente offerto dall'azienda Butussi. Grazie. Grazie. Per dire questi nuovi titoli, abbiamo detto prima che lo scorso anno gli è stato affidato questo importante compito, questo titolo nobiliare Duca del Ducato dei Vini. Esattamente 50 anni fa, un gruppo di visionari, pionieri, amici del vino, impegnati non solo in attività attraverso la quale pertinenza nel mondo vitivinicolo, ma che comunque di